Tra i siti aperti oggi a Napoli, Città della Scienza col suo programma di attività per i più giovani, e proprio i ragazzi delle scuole campane hanno partecipato a un concorso di idee sui temi dell'inclusione e della disabilità. Lara Martino. Serve per la riabilitazione di persone che hanno disturbi riguardanti quindi disturbi cognitivi, riguardanti la memoria, perdita di memoria permanente oppure momentanea. Mario Maiorano, studente dell'Istituto Tassinari di Pozzuoli, parla di Pingu Robot, con cui ha partecipato insieme ai suoi compagni al concorso Scienziabilmente organizzato da RDR Rainbow Diversamente Radio. Le scuole della Campania al lavoro su linguaggi creativi, scrittura, tecnologia per l'inclusione e la cultura della diversità. I robot, come quelli di cui parla Mario, sono una risorsa. Uno pensa tipicamente al robot solo per sostituire il lavoro dell'uomo in dei compiti pericolosi, dispendiosi, rischiosi e così via, mentre invece la nuova frontiera della robotica riguarda un robot completamente al servizio dell'umanità. In un gioco distribuito agli studenti poi l'attenzione ad altri tipi di discriminazione, come quelli di genere. Una persona deve far indovinare la parola che si trova in alto senza utilizzare le parole vietate che sono sotto, e le parole vietate sono state scelte in base a una serie di criteri. Tipicamente sono parole che attraverso stereotipi sono associati alla parola da indovinare, quindi in qualche modo nel provare a far indovinare i ragazzi e le ragazze che giocano sono costretti a percorrere una narrazione differente